Ho cominciato a frequentare la sede centrale del CAI dagli anni 90, dal 90 per la precisione, quando la sede era ancora in galleria e poi in via Fonseca Pimentelli. L'ho frequentata come presidente di organo tecnico territoriale, la mia commissione di sci escursionismo. Dal 2000 il convegno Veneto Friulano Giuliano mi ha eletto consigliere centrale. Lo sono stato per 4 anni, dal 2000 al 2004. Nel passaggio dalla presidenza di Gabriele Bianchi a quella di Annibale Salsa sono entrato nel direttivo centrale e ci sono rimasto per i 6 anni della presidenza Salsa. Ho avuto deleghe per la speleologia, per l'escursionismo, per l'alpinismo giovanile, per la formazione. Ho seguito prima il progetto della scuola unica di montagna, poi quello di Unicai, cercando di dare un contributo di idee e di dialogo, di confronto tra i nostri organi tecnici centrali. Un percorso che poi si è evoluto nell'attuale coordinamento degli organi tecnici centrali. Terminata l'esperienza di componente del direttivo, ho frequentato il mio CDR, il gruppo regionale del Veneto, sono entrato nel direttivo come consigliere e poi per 6 anni sono stato presidente del gruppo regionale del Veneto. Ultimamente, dall'anno scorso, sono stato eletto dall'Assemblea dei Delegati vicepresidente generale. In tutti questi anni di dedizione tra il mio territorio, la regione di provenienza e la sede centrale, ho comunque sempre coltivato un'area a me molto cara, quella dei rapporti tra il Club Alpino Italiano e il Ministero dell'Istruzione. Ho costruito in successione 4 protocolli d'intesa che sono stati firmati dai presidenti generali e che prevedevano e che permettono ancora oggi tante attività dei nostri soci CAI all'interno della scuola. La scuola è un ambiente di educazione, non è un ambiente di formazione, a quello provvede il nostro alpinismo giovanile, ma l'educazione all'ambiente che noi possiamo trasmettere prima di tutto ai docenti che diventano veicolo poi a loro volta di trasmissione e con gli alunni è veramente molto importante. Abbiamo tante potenzialità e le abbiamo sviluppate con i progetti di formazione docenti e con altre iniziative, concorsi, giornate, manifestazioni che daranno dei frutti. Il CAI è sempre più vicino al mondo della scuola, degli insegnanti, ma soprattutto dei giovani, ai quali portiamo messaggi positivi verso l'ambiente.